Il mondo cooperativo si organizza per gestire la transizione energetica delle imprese e lo fa collaborando, lavorando in rete e mettendo a disposizione della collettività la professionalità e le competenze strategiche delle imprese cooperative. Ci sono molte imprese che hanno bisogno di supporto per essere accompagnate in ambito di efficientamento energetico. Ecco perché come Confcooperative abbiamo costruito una sorta di modello proprio per intervenire in questo senso e siamo partiti proprio dalle esperienze che mette in campo la rete di Confcooperative con le sue associate. Una di queste imprese è Arco Engineering, cooperativa di professionisti aderente a Confcooperative, che collabora per sviluppare soluzioni tecnologiche all'avanguardia con un focus particolare sull'efficientamento energetico, inteso come strumento per un futuro più sostenibile. L'efficientamento energetico è uno degli aspetti attraverso i quali può avvenire la valorizzazione, la rivalorizzazione o l'attualizzazione sul mercato di un immobile. Confcooperative ha realizzato un metodo di approccio che ha applicato fattivamente il concetto della cooperazione, in questo caso tra più cooperative. Arco Engineering ha svolto il ruolo di progettazione e quindi l'approccio dell'analisi e del progetto dell'efficientamento energetico rispetto a un manufatto detenuto da una cooperativa che svolge all'interno di questo la sua attività. Oggi ci sono grandi opportunità sia per l'ambito della pubblica amministrazione che per quello delle attività produttive. In questo contesto, nell'ambito della pubblica amministrazione, che è quello in cui ricadono comunque anche le cooperative sociali, ci sono importanti incentivi che possono arrivare a coprire fino al 100% degli interventi di efficientamento sia sull'involucro opaco che sugli impianti, messi a disposizione dal conto termico, così come da un bando specifico fatto dal Ministero dell'Ambiente. Mentre per le attività produttive, tra cui rientrano le cooperative di lavoro, ci sono interessantissimi incentivi, sempre con contributi a fondo perduto che vanno dal 30 al 50% per la realizzazione di infrastrutture per la produzione da fonti rinnovabili. Queste sono progettualità che hanno bisogno di essere sostenute appunto da delle diagnosi, delle valutazioni preliminari nelle quali noi supportiamo in particolar modo le cooperative aderenti a Confcooperative e sono lo strumento indispensabile per poi poter attingere con successo a questi finanziamenti. Confcooperative in quest'ambito non è solo un'associazione di categoria, ma è un ecosistema che serve proprio ad agevolare le cooperative associate nella realizzazione dei propri progetti. Nello specifico noi triangoliamo fondamentalmente tra la cooperativa che ha in mente il progetto, i nostri strumenti di sistema, quindi il fondo mutualistico, fondo sviluppo e Cooperfidi Italia, che è il nostro consorzio di garanzia fidi, e il mondo delle BCC che erogano poi il finanziamento per arrivare alla realizzazione proprio del progetto di efficientamento energetico. Quello che vedete alle mie spalle è il centro diurno per le persone con disabilità della cooperativa sociale Polis Nova, è una struttura di 2000 metri quadri dei primi anni 90, quindi evidentemente con problemi di efficientamento energetico importante. Abbiamo affidato ad Arco Engineering di Vicenza, che collabora con Confcooperative, lo studio della fattibilità dei vari interventi che avremmo potuto realizzare, dalla sostituzione degli infissi al cappotto e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Quest'ultimo è stato quello che abbiamo realizzato come primo intervento. Il percorso che abbiamo condiviso con Polis Nova rappresenta un esempio virtuoso di come approcciarsi al tema dell'efficientamento energetico. Siamo partiti da una diagnosi energetica generale che ha preso in considerazione ogni possibile intervento di efficientamento, fornito a Polis Nova questo quadro generale, abbiamo dato uno strumento importante affinché la cooperativa potesse scegliere quali interventi realizzare prioritariamente. Oltre ai progetti individuali ci stiamo occupando anche di progetti collettivi come le comunità energetiche, dette CER. Sul territorio sono già nate le prime comunità energetiche rinnovabili proprio su impulso di molte nostre imprese cooperative, in particolare delle cooperative sociali. Noi ci stiamo occupando quindi di supportare queste realtà e questi percorsi sia in fase di costituzione sia in fase di sviluppo. E ovviamente abbiamo un'attenzione particolare al tema della comunità, sarebbe la C di CER, che a noi è molto cara.